1.500 € ad animale, prezzo di acquisto. Poi c'è da quantificare l'investimento per aver cresciuto la mucca e per il mancato guadagno che poteva fruttare una volta diventata vacca. Avete capito bene? I malghesi che lavorano sul monte Asolone in pochi minuti, giusto il tempo che il lupo stringesse le fauci sulla carne del bovino, hanno perso 3.000 €. Facciamo questo esempio perché è facile parlare se non si conosce il problema e forse parlando di soldi si riesce a inquadrare meglio la situazione. Solo un imprenditore pazzo aprirebbe e porterebbe avanti un'attività sapendo che da un momento all'altro potrebbe subire una perdita da 1.500 € in su. E questa incognita i malghesi ce l'hanno ogni notte. Nel corso del 2017 nel Veneto si sono registrati 163 eventi predatori da parte dei lupi, di cui sono stati vittime 357 capi. Facendo i conti della serva significa danni per più di €500.000. Intanto dalla regione Nicola Finco, accusato di voler sterminare i lupi nelle scorse ore, tra parentesi sappiamo tutti che non è così, fa chiarezza. In queste ore ne stiamo sentendo e leggendo un po' di tutti i colori, no? Perché sembra che la regione ce l'abbia con i lupi, assolutamente no. Noi rispettiamo la natura, rispettiamo anche la presenza di questi carnivori, però quello che noi chiediamo è una regolamentazione. Quello che noi oggi chiediamo con forza al ministro Costa, anche se non sembra che voglia tanto capirla, e a chi oggi ci governa, ma in particolar modo al ministro Costa, che il problema del lupo deve assolutamente essere gestito. È un problema che stiamo registrando nella nostra montagna, quindi voglio dire in Lessinia, nell'altopiano di 7 comuni, sul Monte Grappa, nell'Alpago, nel Col di Lana, e quello che noi stiamo spingendo è perché venga adottato quanto prima un piano nazionale che preveda veramente delle misure di contenimento. Il lupo va controllato e se servono gli abbattimenti, ovviamente sotto l'egida del Ministero, vanno fatti. Il Ministero però deve ascoltare le ragioni di chi vive e lavora in montagna, se no non si va da nessuna parte.